Prego il pubblico di accomodarsi. In qualità di segretario accademico vi porto naturalmente il saluto cordiale dell'Ateneo, che con la presentazione di oggi vede, ci sono stati altri eventi prima, ma insomma vede comunque una ripresa delle sue attività. Una ripresa che, come avete visto, presenta le sue difficoltà. Non possiamo nasconderci che tutte le norme di sicurezza che siamo obbligati giustamente a rispettare comportino un rallentamento dell'accesso alla sala e, come vedete, anche una riduzione dei numeri dei posti disponibili. E a tutti chiediamo, anche per il futuro, noi cercheremo di semplificare al massimo queste operazioni, che però richiedono comunque il rispetto di determinati obblighi. Quindi chi è interessato a partecipare alle nostre attività sarà invitato, vi manderemo naturalmente, come possibile pubblicheremo alcune indicazioni, ma sarebbe, diciamo, opportuno venire qui già con il modulo compilato, quindi scaricandolo, stampandolo, avendolo scaricato dalla rete, in modo da poter rendere più facili le operazioni di accesso. E noi potremmo pensare, appunto abbiamo pensato, che chi si presenti con il modulo già compilato, al quale aggiungere soltanto la temperatura rilevata al momento dell'accesso alla sala, possa avere la precedenza nell'ambito dell'accesso stesso. È un'idea che abbiamo, che è stata suggerita anche all'avvocato Chiari, che ringraziamo. Tutti noi cerchiamo di sforzarci di trovare le soluzioni migliori in modo da ridurre al massimo il disagio. Però questo disagio esiste e vedo con grande senso di responsabilità tutti hanno chiaramente ottemperato alle norme previste. Vi do quindi il benvenuto da parte anche del Presidente dell'Ateneo per una presentazione che è di grande attualità, di grande interesse, che rappresenta un profilo storico di un progetto che ormai da molti decenni coinvolge questa città. Quindi, come sempre in sede di Ateneo, noi abbiamo l'interesse a effettuare delle riflessioni attente e critiche su determinate problematiche, e qui abbiamo naturalmente le persone più adatte per poterci far riflettere su temi così rilevanti per la città. L'interesse verso la città naturalmente è uno degli elementi di base, direi dei fini istituzionali del nostro Ateneo, e quindi è con particolare piacere che ospitiamo queste manifestazioni. E passo la parola all'organizzatore anche di questo pomeriggio, all'architetto Leandro, che farà poi un'introduzione. Vi ringrazio naturalmente della presenza e della pazienza. Grazie ancora. Buonasera. Bentrovato a tutti. Inizio con un piccolo fuori programma che mi concedo per ricordare due amici che non ci sono più, Amos Luzzatto e Mario Messinis. Mancano da poco e credo sia giusto che la città debba omaggiare queste persone che sono andate via lasciando un vuoto difficilmente colmabile. Amos Luzzatto è stato presidente della comunità ebraica di Venezia, ma era un uomo poliedrico. Nella sua quasi biografia il titolo è Una vita tra ebraismo, scienza e politica, perché era uno scienziato, era un uomo di cultura ed era un uomo di impegno civile. È morto a 92 anni e qui io vorrei ricordarlo. E dopo di lui vorrei ricordare Mario Messinis, il critico musicale che è sempre vissuto a Venezia, che scriveva sul Gazzettino. Non ricordo le sue molte attività e iniziative. Lo accomuno a Amos per una qualità che entrambi avevano,
pur operando in campi così diversi, una altissima qualità che è la modestia, quella modestia che manca a molti intellettuali che preferiscono essere presenzialisti. Loro erano due grandi uomini di cultura e di grande modestia, e per questo io chiedo a tutti voi, per cortesia, uno stand-by di pochi secondi proprio in omaggio della loro memoria. Ecco, grazie a tutti. Allora, cominciamo. Questo libro è stato ideato e voluto da due coautori che sono Giovanni Bezzoni e Salvatore Scaglione, i quali, lo diranno loro, io accenno solo, hanno pensato che la vicenda del Mose pluriennale non fosse una vicenda che si esaurisse solo sul terreno della tecnica. Non dico della scienza perché sento che questa parola, parlando di Mose, mi sembra troppo grande, sono sincero, sul piano della tecnica. Ma ha avuto dei riflessi sulla società non solo veneziana, italiana, di tale portata da meditare delle considerazioni. Il libro che presento oggi, che è questo qui, Sotto il segno del Mose, Venezia 1966-2020, viene terzo dopo un libro che è stato presentato 4 anni fa in questa sede, lo conoscerete, scritto da un giornalista, Giorgio Barbieri, e da Francesco Giavazzi, economista noto di fama, insegna all'MIT in America ma anche in Italia, dal titolo Corruzione a norma di legge. Questo libro è interessante, questo libro qui, perché racconta tutta quanta la vicenda del Mose, non sul piano tecnico, loro non entrano sulla questione tecnica, ma su tutta quanta la procedura che c'è stata per mettere in piedi il grande apparato del Consorzio Venezia Nuova, delle approvazioni, e alla fine, giusto alla fine, è giusto al fine della sentenza di Tocco, e concludono con delle parole scritte in corsivo che vi accenno soltanto. Adesso non le trovo, comunque dicono: avevamo finito questo libro e andava in stampa e la magistratura apriva dei procedimenti nei confronti di responsabili di tutta quanta la vicenda Mose, con degli atti di imputazione che praticamente sono già contenuti tutti in questo libro. Dopo questo libro fu pubblicato un libro che affrontava la questione invece sul piano tecnico, che è questo, che credo sia poco conosciuto perché non lo si trova neanche nelle librerie e si compra ebook. Il Mose salverà Venezia. Questa è una critica tecnica fatta al progetto Mose da 3 ingegneri che non sono proprio 3 ingegneri qualunque, sono Di Tella, Tielmo e Sebastiani. Erano 3 ingegneri del Tecnomare che hanno progettato tra le più grandi opere di ingegneria offshore che sono state realizzate nel secolo scorso, tra cui le piattaforme petrolifere del Mare del Nord al largo del Brasile, con una tecnologia che è stata definita milestone, una pietra miliare nella progettazione offshore del secolo scorso.
quindi gente di una capacità elevatissima. E non sono mai stati ascoltati in nessuna sede. L'unica persona che ha dato credito a questi ingegneri è stato a suo tempo Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, nella seconda sindacatura, che commissionò a questi ingegneri un progetto alternativo, il cosiddetto progetto a gravità, che aveva però, rispetto al progetto Mose, aveva due, tra virgolette, difetti. Avrebbe funzionato di sicuro perché era già stato collaudato e costava 1/10, cose assolutamente inaccettabili dall'ingegner Mazzacurati, e quindi il progetto non fu mai preso in considerazione, è ancora lì, giace ancora lì, e si è proceduto con il Mose. Quindi dopo la questione legale, dopo la questione tecnica, la riflessione era: ma tutto questo rispetto alla società civile che riflessi ha avuto, che riscontro ha avuto, che risposta ha avuto? E quindi nasce il libretto di oggi. Nasce il libro di oggi che ovviamente, entrando in questo argomento qui, non può non rilevare che dice: sarebbe impreciso e ingiusto dimenticare i molti che hanno lottato per svegliare un'opinione pubblica assonnata e per studiare le alternative possibili in grado di proteggere Venezia e la sua laguna, ma la loro forza è stata evidentemente insufficiente. Cioè, si è dovuto prendere atto di questo atteggiamento dell'opinione pubblica, non dico italiana, perché chi è lontano da Venezia può anche pensare sono problemi loro, ma nostra, veneziana. Sulle motivazioni più precise di questo libro io inviterei a parlare gli autori, inviterei intanto Salvatore Scaglione, se viene qui a dire due parole su cosa l'ha spinto a fare questa intrapresa, e poi sentiamo anche l'altro autore, che è Giovanni Benzoni. Se suona, se fa sì, scusate, volevo dire, do ai due autori la parola per fare una breve presentazione, dopodiché ci sarà con noi lo scrittore Tiziano Scarpa, che verrà qui e sentiremo le sue riflessioni e il suo pensiero, e colloquierà con i due autori sulle problematiche, più che tematiche, sulle problematiche esposte in questo volume. Alla fine daremo la parola ai presenti, se vogliono intervenire, a dire cosa pensano, a fare domande, a chiedere spiegazioni. Buonasera, io cercherò di dire qualcosa di più di 2 parole, ma insomma sì. non molto di più. 8. Ecco, vorrei dire intanto una cosa: questo progetto, questa impresa, nasce con 2 tarli di base che appunto ne hanno rovinato la base e finiranno col condizionare, almeno in gran parte, lo sviluppo, e non sappiamo ancora la conclusione. Questi 2 tarli si possono riassumere in due momenti. Intanto l'abbandono di 3 criteri che, secondo le leggi speciali, in particolare la prima e la seconda legge speciale su Venezia, avrebbero dovuto costituire i 3 fari, i 3 punti di riferimento di qualunque opera si facesse per regolare l'afflusso delle acque nella laguna di Venezia. Questi 3 criteri vennero definiti nel 1975, quindi hanno avuto tempo per essere conosciuti e assorbiti, e furono definiti dalla legge come criterio di reversibilità, gradualità, sperimentalità. Sono 3 criteri che
sono a mio parere frutto di una grande saggezza costruttiva, possiamo dire, o comunque realizzativa, perché prevedevano sostanzialmente che qualunque opera si pensasse, si realizzasse al fine di regolamentare le acque, l'afflusso delle acque, avrebbe dovuto essere intanto sperimentata e quindi eventualmente sospesa nel caso non andasse bene. Avrebbe dovuto essere realizzata con gradualità, quindi non con un impatto netto e immediato, e avrebbe dovuto essere reversibile, vale a dire da quello che si realizzava si sarebbe dovuto poter tornare facilmente indietro una volta verificato che quella realizzazione non funzionava, funzionava male, poteva essere dannosa. Questi tre criteri non vennero affatto tenuti conto nel progetto iniziale che diede vita poi al grande progetto Mose. Il secondo tarlo, a mio parere non meno grave del primo, è la costituzione di un consorzio, o meglio, di una struttura che in affidamento esclusivo, sfuggendo a qualunque gara nazionale o internazionale, affidasse a un soggetto unico gli aspetti più importanti per la realizzazione dell'opera. Ricordo che questa dimensione dell'affidamento, che fu fatta appunto al Consorzio Venezia Nuova, viene definita dal testo della Convenzione, che è del 1985. Il Consorzio viene definito come maggiormente qualificato per realizzare gli interventi richiesti. Da cosa dipendesse questa qualifica non si sapeva, perché il Consorzio nasce come un insieme delle più grandi imprese costruttrici italiane, pubbliche e private. Nel corso degli anni poi la composizione azionaria cambierà molto, ma nella sostanza si trattava di mettere insieme i più grossi interessi dell'industria costruttiva italiana, supponendo che avesse già le chiavi tecniche per realizzare, per progettare, realizzare questa opera certamente mastodontica, non per niente chiamata Mose, anche se Mose poi è un acronimo che si svolge in modo più tecnico, ma per ricordare all'orecchio dei più il patriarca Mosè. Ora, il concessionario è stato un concessionario unico e quindi per quello sfuggiva a qualunque possibilità di confronto, di controllo, di equiparazione, di contrasto con delle alternative possibili. Ed infatti, lo ha ricordato l'architetto Leandro, un'ipotesi che certamente era un'ipotesi che meritava analisi, studio e attenzione, che però appunto aveva i difetti che ricordava l'architetto Leandro, vale a dire costava molto poco e magari era più efficace, non sappiamo, ma certamente non sarebbe costato i circa 7 miliardi, perché questo è l'importo ad oggi dell'impresa, della struttura del Mose, e sarebbe costata meno e, secondo autorevoli opinioni, sarebbe stata più efficace. Ma il problema del Mose è insieme anche un problema sociale, perché la vicenda Mose ha avvolto questa città in delle spire da cui è difficile liberarsi. Non per niente il Mose è stato definito da alcuni il bancomat della città, perché il Consorzio Venezia Nuova non si è limitato a una realizzazione tecnica, valutabile in modo tecnico, ma si è inserito nella vita sociale della città con una protervia e, devo dire, anche con una disponibilità ad accettarlo da parte della città abbastanza impressionante.
Ora, io ricordo solo qualche punto, forse ho superato le 8 parole. Ricordo solo alcuni punti che mi sembrano da tenere presenti per valutare, per ragionare sulla questione Mose. L'impresa avrebbe dovuto avere la durata, la realizzazione dell'impresa Mose avrebbe dovuto avere la durata di 100 anni. Già l'idea dei 100 anni fa pensare che anche una grossa spesa poteva essere giustificata. Si salva la città più bella del mondo, lo si fa con una cifra certamente alta, ma con un'impresa innovativa dal punto di vista tecnologico, addirittura poi attraverso la sua solida struttura comunicativa il consorzio cercherà di dimostrare che era un'impresa innovativa sul piano mondiale, apprezzata, approvata e applaudita da tutto il mondo, dalla comunità scientifica. Insomma, anche spendere molto per un fine così elevato può avere una ragione, può avere un senso. Ora, negli ultimi anni, anche prima ancora della vicenda giudiziaria, si è cominciato a sussurrare che i 100 anni forse erano troppi. Probabilmente l'impresa era pensata per un numero più ridotto di anni. Ora, una caratteristica che non è secondaria di questa impresa è che non è mai stato preparato un progetto esecutivo, che suona come una bestemmia per i tecnici, perché un progetto di massima non corrisponde necessariamente a un progetto esecutivo. La giustificazione retorica che è stata data dagli uomini del consorzio è che proprio la natura dell'opera, che aveva questo carattere di sperimentalità, in genere gli esperimenti si fanno e qualcuno ne paga le conseguenze. Vi lascio pensare chi pagava le conseguenze di questo esperimento. Proprio la sperimentalità dell'opera impediva da una parte la conoscenza dettagliata del processo e dall'altro anche il costo. Tant'è vero che la lievitazione dei costi è stata notevole nel corso di questi anni. Ora, sempre per fermarsi a questo punto economico, che non è secondario, visto che gran parte del denaro speso ha preso strade difficili da controllare, dopo l'inchiesta e il processo che c'è stato a carico di alcuni responsabili, la comunità, lo Stato, ha ripreso il 2% della spesa corruttiva, non parlo dei 7 miliardi, ma della spesa che è stata certificata dal Tribunale come spesa frutto di corruzione. Il 2% potete immaginare che non è una gran soddisfazione per le casse pubbliche. Ora, la questione giudiziaria ha cambiato un po' il panorama, lo sapete tutti, credo, però non ha cambiato, a mio parere, una cosa molto importante, cioè la determinazione più esplicita e più comprensibile dalla maggior parte dei cittadini della conclusione di quest'opera. Sapete che viene rinviato sempre il momento di entrata in opera del Mose. Sapete anche che si è parlato, i giornali ne hanno parlato a lungo, dei test ultimi di sollevamento delle paratoie, che sono stati fatti in piena estate, con un sole splendente, con il mare calmissimo, ma sappiamo che l'uso potenziale di quest'opera va fatto senza sole splendente, senza mare calmo, con possibili violenti temporali, come fra l'altro le ultime vicende climatiche ci hanno abituato a ritenere molto, molto frequenti e tutt'altro che improbabili. Ora, questo è un aspetto, sono alcuni aspetti della questione, ma vorrei ricordare anche qualche altro elemento.
Secondo i calcoli che sono stati fatti dallo stesso consorzio nel 1988, lo Stato con l'opera realizzata avrebbe risparmiato 2 miliardi all'anno. È un risparmio che non è una battuta, è scritto, si trova negli atti da poco leggibili, perché la maggior parte degli atti tecnici del consorzio sono stati secretati a lungo. Questi 2 miliardi di risparmio consistevano nella mancata spesa per i danni che comportava l'afflusso delle acque, le acque alte, danni alle cose, alle merci, ai monumenti, alle persone, quantificati appunto in 2 miliardi all'anno, ma questi 2 miliardi si sarebbero risparmiati appunto con l'entrata in funzione dell'opera. Ora, alcuni aspetti fanno anche sorridere, ma se è vero che l'impianto informativo del consorzio ha funzionato bene, è anche vero che gran parte della stampa italiana ha seguito l'input di questa impostazione informativa. Ci siamo divertiti a sfogliare vecchi numeri dei maggiori quotidiani italiani e abbiamo trovato pochissime informazioni sullo sviluppo della costruzione del Mose. Abbiamo trovato informazioni su piccole inaugurazioni, di visite, prevalentemente visite politiche, nei luoghi dove erano impiantati i cantieri, ma poco di più. I cantieri sono quei luoghi dove, secondo alcune testimonianze, le betoniere cariche di cemento arrivavano semivuote, perché, spiegavano gli autisti, abbiamo fatto il giro del Veneto distribuendo gran parte del cemento che avremmo dovuto portare. Nessuna protesta su questo, e quando qualcuno di coloro che lavoravano si azzardava a fare notare che la macchina era semivuota, veniva invitato al silenzio. Piccole notazioni che però credo diano la misura di un clima, di un'atmosfera che ha gravitato intorno a questa impresa e al consorzio. Quali sono stati i controlli che si sono effettuati su questa impresa e sul consorzio? Praticamente nessuno, perché deputato a esercitare questi controlli, l'organo tecnico, insomma, deputato a questo controllo sarebbe stato il magistrato alle acque. Magistratura alle acque, sapete, è una vecchissima istituzione della Serenissima, ma è stata ridotta negli ultimi anni a uno scheletro vuoto, privo di competenza, privo di funzionari con competenze scientifiche, privo anche della volontà di esercitare il suo potere, perché è stato coinvolto, alcuni grossi dirigenti sono stati coinvolti nell'inchiesta giudiziaria e si è capito che c'erano anche fenomeni di collusione esplicita, denunciati e condannati. Questo era l'unico organo che avrebbe potuto effettuare questi controlli. Naturalmente non li ha fatti. Ci sono stati anche organi politici però che avrebbero potuto effettuare controlli. Voglio dire che molto, molto genericamente si potrebbe dire che tutti i presidenti del Consiglio e i ministri dei lavori pubblici o delle infrastrutture, come si chiamerà dopo quel ministero, che partono più o meno dalla fine degli anni '80 fino all'anno scorso, avrebbero potuto chiedere: ma che succede a Venezia? Cos'è il Mose? Come mai costa tanto? Come mai non si concludono le opere? Ma non risulta che l'abbia fatto mai nessuno. L'ultimo Presidente del Consiglio che dà fine formalmente alla magistratura, magistrato alle acque, è stato il governo Renzi, che non ha pensato di ristrutturare, rimpolpare, rimotivare il magistrato alle acque, ma lo ha decisamente abrogato, affidando la funzione di controllo all'ANAC, l'Agenzia
nazionale anticorruzione, che naturalmente non poteva avere i mezzi per intervenire sul piano tecnico, semmai poteva verificare se c'erano dei reati in corso, casomai. Ma ci sono anche le strutture politiche locali. Le strutture politiche locali, lo raccontiamo nel libro, intervengono poco e male. L'eccezione è data dalla sindacatura, dalle due sindacature in particolare, da due sindacature Cacciari, di Massimo Cacciari, che si sforza di fare quello che può. Non riesce a fare molto, ma certo costituisce una commissione tecnica, fa preparare delle motivazioni tecniche da contrapporre a quelle del consorzio, cerca in sede di comitatone, insomma, della struttura che governava il controllo, i possibili controlli politici, ma non riesce ad ottenere niente. E tuttavia è almeno qualcosa in più della regione Veneto, che al contrario collabora in modo anche criminogeno ad alcune fasi del ruolo del consorzio. Mi fermo qui. La parola a Giovanni Bezzoni. Prima volevo dire soltanto questo. Volevo dire solo questo prima di dare la parola a Giovanni Bezzoni. Il governo è più sottile la mossa che ha fatto il governo Renzi, perché il governo Renzi con la sua legge non ha abrogato il magistrato alle acque e ha creato il provveditorato regionale delle opere pubbliche. Nella legge c'è scritto che con decreto attuativo, i famosi decreti attuativi delle leggi italiane che non vengono mai approvati, no? Con decreto attuativo sarebbe stata formata un'agenzia per Venezia che avrebbe avuto queste specifiche autorità sulla laguna, e c'era l'elenco e andava bene così come era scritta, solo che il decreto attuativo, come credo tutti sappiate, in Italia non si fanno mai, per cui le leggi non vengono mai di fatto applicate nella loro interezza. Io cerco di essere brevissimo e chiedo scusa se procedo per slogan. Il primo slogan si riferisce a me stesso, nel senso che, come mai mi chiedo io, e posso rendere conto, mi sono svegliato a un certo punto. Sono stato uno dei tanti che era genericamente contro il Mose. Poi c'erano quelli rompipalle che continuavano a protestare. Davo un appoggio, costituivo il terreno grigio, se volete, la zona grigia, ma senza aver percepito il peso decisivo nella vita della città, e non solo nella vita della città, di questa opera meravigliosa. E mi sono svegliato grazie alla partecipazione a un incontro con l'ingegner Vielmo, sentendo come loro erano stati trattati dagli organi preposti per valutare il senso dei progetti e dal Mose stesso, dal consorzio stesso, che era in una fase di onnipotenza e aveva la querela facile. Loro hanno passato anni d'inferno per riuscire ad essere riconosciuti innocenti, con tutte le conseguenze economiche che ovviamente il consorzio non aveva, perché pagava lo Stato. Questo è il meccanismo struca. E questo meccanismo, per cui io parlo di vena religiosa, parlo di peccato originale, ed è difficile togliersi di dosso il peccato originale. Ci vuole una forza altra, come ci insegna la nostra tradizione religiosa. Ed è difficile, e la storia di questo peccato originale, depurata di alcuni aspetti macroscopici, a mio modo di vedere, continua anche adesso.
non solo per come si giungerà a concludere l'opera MOSE, ma anche con gli strumenti che si propongono di attuare, dove continua il balletto dei nomi. Spesso e volentieri, troppo, ci lasciamo ingannare dai nomi credendo che rappresentino la realtà. Ma se voi pensate alla tradizione strabiliante con cui l'opinione pubblica e il diritto alla cittadinanza è stato violato continuamente, pensate ai nomi che sono stati dati alle bombe atomiche, ai diversi tipi di bombe atomiche. E qui con l'acronimo MOSE si fa la stessa operazione. E noi abbiamo voluto credere che prima o poi ci avrebbe salvato dalle acque. L'abbiamo voluto credere anche se non ci credevamo, anche se avevamo dei dubbi. Tant'è che nel 2013 l'ultima missione fatta dal consorzio e da tutta la città, sono andati in 13 a New York a presentare, compreso il sindaco, a rappresentare le meraviglie del MOSE, con un slogan molto semplice: ammirate la tecnologia italiana di un'opera che non disturba il paesaggio. Queste belle dighe mobili gialle. Basta guardare le fotografie, comparare le fotografie presentate dal MOSE in fase di ideazione e progettazione e quelle che vediamo adesso nelle prove con cui si alzano, e vediamo una massa di rottami. Rottami. Ruggine. Cose che tutti conoscono. Se te metti il ferro con l'acqua, ogni tanto e si corrode. Ma perché? Questi elementi che per fortuna, di conoscenza che per fortuna tutti noi abbiamo, non sono diventati elemento effettivo di dibattito, di costruzione. Secondo me non basta l'aspetto più rilevante, quello della corruzione. Questa città, e siamo in molti, mi ci metto anch'io, siamo in molti ad aver usufruito dei benefici che il Doge di quel tempo, Mazzacurati, elargiva a man bassa. Non occorreva essere a favore del MOSE per ricevere soldi, e di questo ne hanno usufruito tutti in città, non solo singoli, ma le istituzioni, non solo per corruzione, ma per quieto vivere. L'università aveva i suoi problemi, mentre gli tagliavano i fondi da fare, e l'università, l'istituzione come tale, si è prestata. Santa Madre Chiesa, con Angelo Scola, ne ha combinate di tutti i colori, che sono state gentilmente ritagliate nell'inchiesta giudiziaria e non messe a fuoco, perché anche le inchieste giudiziarie spesso e volentieri mettono a fuoco un solo problema o due, tanto quello fa notizia e tutto il resto scorre. Io mi sono svegliato solo perché ero meravigliato di questo scorrere, di questo tram tram, di fronte a quella che è la prima tragedia epocale che abbiamo vissuto, che è l'acqua alta del novembre scorso, con caratteristiche diverse da quella del 1966. Allora, per me è stato, e ringrazio ancora Paolo Vielmo della riunione a cui ho partecipato, che mi ha acceso una lampadina e mi sono chiesto: ma come posso lavarmi la coscienza di cittadino veneziano facendo qualcosa?
siccome non so mettere bombe, non so fare queste cose che hanno poca efficacia, ho provato a mettermi, radunando un po' di persone e trovando Salvatore Scaglione che si è appassionato alla cosa, nel mettere insieme, ricostruire le vicende per giungere a fare cosa? E questo è importante secondo me, perché credo che ci siamo riusciti. Quelli che tra i presenti che hanno letto il libretto forse ce n'hanno dato sempre il riscontro. Siamo riusciti a fare quello che si chiama una opera di memoria civile. Quella memoria indispensabile che dovrebbe essere il modo di nasare quanto sta succedendo, senza perdere i passaggi che ci sono stati, perché ciò che è stato ci rende attenti per il presente e il futuro. E non la vedo molto tranquilla la cosa, non la vedo molto tranquilla, non chiedo a nessuno di fare, potrei anche fare un elenco delle persone singole, oltre che delle istituzioni, che chiedessero pubblica ammenda. Pubblica ammenda. Si può sbagliare. Quello che è drammatico, a mio modo di vedere, è essere recidivi. Continuare a sbagliare, continuare a voler dominare la scena, e questo sta avvenendo oggi, sta avvenendo nelle discussioni intorno a chi avrà titoli in capitolo nella costituita, per decreto, agenzia che governerà anche tutto il processo di gestione del MOSE. Non stiamo parlando, e questa questione, siccome è riferibile e ripete alcune modalità che sono tipiche di fatti non persi nel tempo, di scandali incredibili, e qui c'è una scheda dedicata a questo, a una piccola comparazione. Cosa ci ha portato al disastro del Vajont e cosa ci sta portando a un disastro che non auguro a me stesso e non auguro a nessuno, ma che purtroppo può essere nelle cose. Mi fermo qua perché ciascuno di noi fortunatamente ha memoria a breve e a lungo, ha, se vuole, gli strumenti. Noi abbiamo fatto una breve raccolta leggibile di strumenti di ricostruzione che può essere implementata, ma che a fronte dei modi con cui le istituzioni pubbliche hanno oscurato e dimenticato il problema, non è un piccolo merito, è un grande merito. Archivio del Comune, in rinnovamento dell'archivio dico informatico, tutta una serie di cose non si trovano più. Il Marcianum, istituzione voluta da Cardinale Angelo Scola, dopo venuta la Buriana, non essendo più Mazzacurati presidente del Marcianum, che era anche questo, presidente del Marcianum, se voi andate a vedere il sito, non c'è niente, non c'è neanche la traccia dei 100.000 euro ogni anno che il consorzio dava alla istituzione Marcianum, a fronte degli altri 400 in nero, chiamiamo in nero così. E di queste vicende chi è stato munificato? Forse se lo ricorda, però tende a dimenticarlo. E il suo modus operandi non è detto che per questo cambi. Non ha neanche bisogno
di cambiarlo se non c'è una memoria attiva. Il libretto, l'operetta civile, se chiedo scusa perché c'è con Salvatore, l'autore principale del lavoro, su sta idea che io ho sto vezzo di parlare di libretto, giustamente si incavola, me lo fa notare. Ecco, volevo dire semplicemente il libretto è non sto a spiegare i motivi che ci sono, ma è per invitarvi, anche se non l'avete comprato, ad acquistarlo. Abbiamo qui apposta una rappresentante della libreria editrice Toletta, che devo ringraziare perché ci ha consentito di pubblicarla in piena Buriana in tempi sufficientemente brevi, anche se poi problemi di distribuzione e quant'altro che si possono facilmente supplire anche con il passaparola. Va bene, dico, se raggiunto questo scopo, io non solo sono contento perché ho imparato qualcosa finalmente, ma sono contento perché si può condividere con tanti e si può ancora, secondo me questo è il messaggio un po' campato in aria, se volete, di speranza, si può invertire la rotta, tanto per dare il là a Tiziano Scarpa, che ha tante questioni, immagino, da chiedere. C'è anche l'interrogativo centrale: può il potere statale dire ho sbagliato? Sembra che lei abbia, che intanto grazie dell'invito, io sono qua, non certo per, come diceva, grazie, no, ma state qua, io vorrei che voi rispondeste, no, ma facciamo, sarà un ping pong, perché io, tanto buonasera, ho portato solo delle domande e non ho certo intenzione di fare alcuna prolusione o discorsi lunghi. Dico solo che il libro è molto utile perché fa un ottimo, chiaro e molto informato, una ricostruzione molto, molto chiara, molto utile di tutto quello che è accaduto a partire dal 1937, dal primissimo intervento legislativo sulla laguna e sulla manutenzione, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, sì, vi consiglio veramente di leggerlo. Sì, io ho qualche domanda, vi chiederei, se possibile, siccome ne ho più di una, se riuscite a fare delle risposte un po' sintetiche, perché poi credo che anche molti vogliano intervenire. E vedere se riusciamo a rispondere. No, vabbè, ma insomma, io penso proprio di sì. Per esempio in questa qui, riguardo il nodo sulla politica e la possibilità appunto di un ruolo non solo consapevole. Io ricordo un'intervista televisiva, non so se voi ne avete memoria, di Antonio Di Pietro, che viene fuori giustamente un paio di volte nel libro, perché fu ministro dei lavori pubblici nel 98, governo Prodi, e ministro delle infrastrutture 2006, momenti importanti in cui vuoi il comitatone o vuoi comunque le istituzioni si confrontavano col governo per negoziare, convincere o eventualmente persuadere dell'eventuale inutilità o sovradimensionamento, pericolosità o utilità, ecco, con i cacciari ter, eccetera, eccetera. Beh, io ricordo perfettamente che in questa intervista televisiva, mi piacerebbe tanto poterla recuperare su YouTube se esistesse da qualche parte in rete, Di Pietro disse: che volete fare? E io ho dovuto firmare, perché se poi Venezia va sotto in galera ci vado io. Cioè, e questo ci ho pensato tantissimo in questo periodo. La mia impressione è che, e in questo libro viene fuori molto, il fatto che riguardo al Mose vennero date, furono date, continuano a essere date risposte soprattutto burocratiche più che tecniche. Le persone che hanno a vari livelli ruoli di responsabilità forse non decidono per il bene comune, ma per tutelare la loro incolumità giudiziaria. Cioè,
ai presidi, le presidi, ai sindaci, ai governatori o come si li vuole chiamare, presidenti di regione, ai ministri, nei momenti cruciali, pare che più che soppesare il bene e il male, il positivo e il negativo, il benefico e il disastroso per il bene comune, dicono, beh, intanto firmiamo una cosa che se succede il peggio in galera non ci vado io. E quindi io ho questo grave sospetto che molte decisioni cruciali vengano prese con questo criterio non detto. In quel momento Di Pietro, con le sue effusioni a volte anche involontarie di verità un po' paesana, ecco, come l'ha proprio detto. Io è certo che ho firmato, ho detto di sì, in galera non ci voglio mica andare io, se Venezia va sotto. Che ne pensate? Dunque, su Di Pietro io voglio aggiungere una non notizia. tanto di Di Pietro, è importante perché Di Pietro si trova nel momento decisivo, in realtà, anche se poi non partecipa alla seduta finale, si trova in un momento decisivo e si è sempre schierato a favore del Mose, così come era stato presentato. Però, in una sua visita in Veneto, viene avvicinato da alcuni ambientalisti veneziani, i quali gli presentano i problemi che potevano nascere proprio dalla realizzazione dell'opera. E lui li ferma subito dicendo: chiariamo subito che la questione Mose non è più nelle mie disponibilità. Cioè, pur avendo questo atteggiamento positivo e pubblicamente positivo nei confronti dell'opera, finisce col confessare che c'è qualcosa di più rispetto al suo potere decisionale. C'è qualcosa di altro contro cui non si può schierare. Detto questo, nello specifico, in generale, io credo proprio che il politico spesso agisca per autotutela più ancora che per scelta. Quindi non opera scelte né a favore né contro potenzialmente, ma semplicemente per autotutelare la sua posizione. Certamente poteva esserci da parte dei politici questo atteggiamento: fare è meglio che non fare, secondo il vecchio contrasto. Ma questo è un aspetto della questione. Io temo che questa è giustissima l'impostazione che hai dato tu, però io credo che ci sia qualcosa d'altro, ci sia un non detto che sta sopra tutto. Il non detto qui coincide col potere del consorzio e col potere strabocchino. Ma ricordiamoci, perché questo è sfuggito, insomma, dobbiamo per forza essere brevi. Allora, il Mazzacurati si è inserito all'interno della società veneziana nei gangli più significativi, aveva cariche fondamentali alla Basilica di San Marco. Perché mai un ingegnere che si occupa di realizzare un'opera deve essere assunto dalla società significativa della città in ruoli che vengono definiti di grande prestigio? Quindi c'è un non detto, c'è qualcosa che sta sopra e c'è poi il timore del politico di perdere quello a cui tiene di più, il suo potere immediato. No, brevissimo, posso aggiungere solo questo, perché allora, prima cosa, nel libro viene fuori che l'unico sindaco che ha fatto il sindaco sul serio, seguendo le indicazioni unitarie del Consiglio Comunale, su questo va detto, perché con una difficoltà enorme, se voi pensate che il Consiglio Comunale del 1980-85, di cui facevo parte, discuteva della divisione in due della laguna di Venezia, discuteva di questo. Se voi pensate, e dopo arriva Stefano Boato, me l'ha dato da leggere un lunghissimo ordine del giorno del 1995, se non erro, in cui è delineata la volontà istituzionale della città. Però tutto questo è stato allegramente disatteso, allegramente. I tre aggettivi sono diventati il mantra che tutti citano, anche il consorzio lo cita sempre: opera graduale,
sperimentale, reversibile. Provate a immaginare come si fa a rendere reversibile oggi i lavori fatti alle bocche di porto. Provate, fate 2 calcoli per ripristinare l'ambiente originario. Dico questo perché nella politica l'ultimo atto, quando della seduta del Comitatone presieduta da Prodi prepara l'atto finale sospendendo la delega a 3 ministri che avrebbero votato contro in sede di comitato. Lascia tutti gli altri e poi lascia parlare Cacciari, che fa una sorta di orazione a futura memoria, e Prodi, da buon bolognese, gioviale, conclude: partita vinta 10-1. Fine. E Cacciari, il sindaco Cacciari, da allora ha preso atto, qualcuno gli può imputare, ma poteva fare qualcos'altro, non si può imputare questo alle singole persone. Io non so cosa avrei fatto, lo posso dire a posteriori, mi sarei comportato diversamente, ma nella storia è l'unico sindaco che ha realizzato questo. Per finire solo, Prodi si trovava all'isola di San Servo quando è successo il disastro dell'acqua alta, il 12 novembre, e il 13, intervistato, dichiara, gli domandano: ma lei cosa pensa? Io, dice, credevo che fosse già finita l'opera. Così risponde. Ho fatto altro? Ma questo, nelle comparsate incredibili successive del governatore Zaia, del sindaco Brugnaro in televisione, tutti e 2 hanno detto: disastro incredibile, l'opera deve finire con gli stivaloni eccetera, di me. E Zaia, chiedo scusa, Zaia addirittura facevo altro, tutti finta dei pomi. Questo purtroppo è il livello della politica, ma anche della memoria breve dei cittadini. Voglio fare il vittimista per una volta. Io, non avendo, a differenza di quel che è stato detto, lucrato nemmeno un centesimo da questa vicenda, anzi io sono dovuto andare via da questa città se volevo trovare uno straccio di lavoro, perché ho fatto il giro delle 7 chiese, ma quando insomma proponendomi non voglio proseguire con le mie vicende biografiche, ma però poi ho un episodio anch'io che mi riguardo al Mose, e ve lo voglio raccontare, ma dopo. Voglio fare il vittimista veneziano riguardo allo spunto che Benzoni ha detto riguardo alla capacità di Mazzacurati di inserirsi, di innervarsi nel tessuto cittadino e lagunare. Beh, allora c'è un appendice qui che riguarda le colpe e i colpevoli secondo il magistrato. Ho fatto una piccola verifica. Non dirò i nomi perché non voglio così, insomma, non è questo che voglio fare. Insomma, un imprenditore, tutti condannati, escludo gli assolti ovviamente, e segnalerò quando sono invece prescritti. Allora, condannato importante, ruolo importante, nato a Venezia nel 40, imprenditore. Un altro imprenditore nato a Campolongo nel 48. Questo invece è un politico nato a Favaro nel 54. Poi abbiamo è giusto, sono i gironi dell'inferno, ci sono i cani che li inseguono, spero. Un avvocato di Francavilla, ma in realtà romano, del 30. Poi un altro romano, amministratore politico, nato a Roma nel 44. Un padovano importante, del 56, politico.
Poi uno del Trevigiano, di Chiarano, del 57, questo è un altro politico, un imprenditore, insomma, ecco, nato a Pisa nel 32, un veronese del 56, imprenditore, un politico, ma questo è prescritto però, vabbè, ma è di Milano, ecco, quindi del 59, un imprenditore romano del 41, questo no perché è stato assolto, questa è stata assolta, questa è stata assolta, un generale della Guardia di Finanza di Roma del 52 e poi un altro del 53 di Zero Branco, imprenditore. Insomma, la provenienza, cioè non solo veneziano, pare che quest'opera, che di fatto c'è anche un inconscio politico imprenditoriale nelle cose, Freud non è passato in vano. Quest'opera di distruzione di Venezia sembra l'espressione di un inconscio imprenditoriale e politico che ha di fatto odiato Venezia e ne ha volute sgretolare le possibilità di sopravvivenza ed è costituita di fatto al 95% da veneti e romani degli anni nati negli anni 30, 40, 50, quindi due generazioni, tutti maschi, tutti veneti e romani, parlo dei condannati, quasi nessun veneziano, insomma uno con importantissimo ruolo, ma ecco, e di due generazioni, ecco, alle quali che dobbiamo ringraziare evidentemente con le dovute eccezioni, il sindaco Cacciari non c'è dubbio e coloro che si sono spesi per contrastare, ma di fatto noi dobbiamo ringraziare di questa situazione due generazioni che hanno dominato e ancora spesso dominano i destini nazionali, nate negli anni 30, 40, 50, che nei riguardi del Mose sono espressione di fatto della regione e non del comune di Venezia e di Roma. Che ne pensate? Lo so, è un po' provocatoria e vittimistica come domanda, però io ve la butto lì. Ma io sono un po' dubbioso di queste autenticazioni di radici, perché purtroppo l'altro elemento del Mose, non dobbiamo mai dimenticarlo, è l'opera pubblica più scandalosa sinora realizzata in Italia. Cioè è tutto lo Stato italiano, con le sue pecche, con le sue difficoltà, che io voglio solo indicare una cosa per segnalare solo il clima, non lo riportiamo nel libro, scusate, perché se no sul comparto opinione pubblica, manipolazione dell'opinione pubblica, disinformazione, c'è da scrivere, da documentare moltissimo, moltissimo. Voglio solo ricordare una cosa che non è stata oggetto di indagine penale, compare nelle registrazioni. Mazzacurati, mi pare nel 2006, non so, riceve il terzo o quarto finanziamento consistente dal CIPE per andare avanti col Mose, sono 600-700 milioni, e la mattina seguente riceve nell'ordine 3 telefonate di persone che si congratulano con lui per i soldi ricevuti dallo Stato e gli ricordano alcune possibili opere meritevoli. La prima è dell'autorità portuale nella persona di Paolo Costa, che gli ricorda che ci sono delle opere in ballo del porto che sarebbe bene completare. La seconda è del presidente della Biennale, Paolo Baratta, che gli ricorda che c'erano dei progetti che non potevano andare avanti se non c'erano i soldi, quelli del CIPE. Terzo, il buon Massimo Cacciari, sindaco, che gli telefona e gli ricorda, non so se la squadra principale di calcio di Venezia o se una squadretta, che anche questa versava in cattive acque. Richieste
diversificate nell'entità, ma che riconoscono tutti una possibilità nella città di avere un interlocutore, che si pensava Doge, non a caso si pensava Doge, di poter sostenere e portare a termine tutte le buone opere. Allora, io ho una risposta alla domanda di Tiziano Scarpa. Più che altro ricorda una dimensione cronologica e non soltanto cronologica. Il Consorzio Venezia Nuova si costituisce nel 1982. Un anno prima, nel 1981, si è costituita la Società per lo Stretto di Messina. Sono due società su collocazioni geografiche molto diverse, ma che hanno curiosamente un obiettivo molto simile. Uno realizzato o quasi realizzato, Venezia, uno non realizzato, Ponte sullo Stretto. E curiosamente, se ci pensate, hanno una similitudine di progetto o di sguardo progettuale. La dimensione innovativa, sperimentale, assolutamente di enorme richiesta economica, richiesta finanziaria, e anche di una grossa percentuale di incontrollabilità nella spesa. Poi, per fortuna, è vero che adesso se ne riparla di nuovo, ma per fortuna il progetto del Ponte sullo Stretto ha dormito per tanti anni, il Mose invece purtroppo è andato avanti. No, se no introduco un altro argomento. Sì, no, volevo sulle cose dette segnalare che appunto tutto quello che sta avvenendo ormai è diventato sistema, è strutturale, e questo è un richiamo alla coscienza civile e morale di tutti i cittadini di Venezia. La vicenda Mose ha un nipotino proprio in questi giorni, che si chiama il collegamento ferroviario per l'aeroporto Marco Polo. Cosa succede? Viene presentato un progetto che distacca dalla linea ferroviaria Venezia-Mestre un binario lungo 6 km che arriva all'aeroporto. Lo scopo è quello di far fare ai treni che provengono da Mestre questa deviazione all'aeroporto, scaricare chi deve partire, ripartire all'indietro, tanto i treni adesso possono andare nei due sensi, non è che devono, come era una volta, staccare la locomotiva e attaccarne un'altra. Torna indietro e riprende la linea principale. Questo progetto semplicissimo, 6 km monorotaia, cioè monorotaia, binario unico, costo 150.000 euro, insomma 150 milioni, scusate, una cosa con gli espropri che tutto. Ha un difetto però, costa troppo poco. Ecco che Save, d'accordo con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, presenta un progetto adeguato. Dice, ma no, in superficie, facciamo una linea ferroviaria a 25 metri di profondità, in una zona a margine laguna, tant'è che nel progetto, pensate, si scava a 25 metri sotto, si arriva all'acqua, e nel progetto è previsto che si faccia una diga sotterranea per fermare l'acqua della laguna. Poi, siccome 6 chilometri sono pochi, aggiungiamoci altri 2 chilometri, così la spesa aumenta, e invece di far ritornare il treno indietro, gli facciamo il cosiddetto cappio che gira, riprende la linea unica e si innesta su quella principale. Invece di spendere 150 milioni se ne spendono circa 500 milioni, non solo, ma è un'opera che richiederà sicuramente in fase esecutiva varianti e altre opere non previste in sede progettuale, perché in sede progettuale non sai tutto quello che troverai sotto.
Quindi i 500 milioni saliranno. A quanto? A 700, 800, a 1 miliardo. Come lo chiamiamo? Il piccolo Mose. Questo meccanismo, questo è strutturale nelle opere pubbliche italiane, continua, malgrado il Mose. E continua perché c'è una sostanziale assenza dell'opinione pubblica. Non nel caso di questo collegamento, perché le comunità locali di Favaro, Tessera e Campalto sono tutte in sollevazione senza differenziazioni politiche e ideologiche, sono tutte contro cose perché hanno capito il danno che fanno anche sul territorio e fanno riunioni, protestano, viene riportato sui giornali, fanno documenti, ma il progetto va avanti. La ministra Paola De Micheli si prepara a firmarlo. Riguardo proprio, mi aggancio a questa questione sull'opinione pubblica, eccetera, eccetera. Il libro, per esempio, ha uno dei momenti più intensi nell'intervista a Sebastiani e Vielmo, gli ingegneri appunto che si erano battuti molto per mostrare le criticità e per proporre alternative, e che hanno, come veniva ricordato prima, pagato di fatto non solo, la chiamerei con un'intimidazione giudiziaria, perché sono stati accusati addirittura di campagna diffamatoria, di danno alla integrità professionale e patrimoniale del consorzio. È una situazione che è ricorrente verso chi critica le istituzioni o i poteri imprenditoriali aziendali. Io nella vita non sono amico, una volta ho trovato il numero, mi sono fatto dare il numero di Sigfrido Ranucci, che poi è diventato appunto il conduttore di Report, non lo era ancora, e gli raccontavo di una situazione critica nel Veneto e lui mi ha detto una cosa al telefono molto interessante, ha detto sì, il Veneto, mai come dal Veneto arrivano così tante querele, azioni giudiziarie, che cercano di zittirci. Di fatto è un metodo legale, perché è ovvio che un giornalista che si trova a dover rischiare di pagare 1 milione di euro ogni mese, insomma ci pensa bene prima di denunciare, di dare delle informazioni. Un'altra cosa è in un bel libro di Curzio Maltese di un bel po' di anni fa che lessi, raccontava la sua vicenda proprio riguardo al ponte di Messina sullo Stretto. Si era permesso di criticarlo in un articolo, un progetto di 20 anni fa, e aveva passato i guai seri e aveva dovuto fare ammenda al pubblico, davanti al giudice, dicendo ma no, la mia non era inchiesta, era satira, ha dovuto dire così. Ecco, io ho un piccolo episodio. Nel 2006 il Times e l'Observer avevano fatto un'uscita provocatoria dicendo basta dare soldi a Venezia, tanto crollerà, morirà Venezia e poi è già Disneyland, perché spendiamo noi stranieri i soldi? Basta dare soldi a Venezia con queste operazioni, ecco. E allora il solito giro del giornalista che fa le sue 7 telefonate, dà i pareri. Hanno chiesto anche a me un parere per un giornale veramente importante, non vi dico quale perché non voglio così portare qui risentimenti, ciò che conta è la sostanza, non i nomi, le cose, ecco. Bene, allora e poi già che c'era del Mose cosa ne pensa? Era il 2006, anno critico, anno cruciale, era il 2006. Dico, mi scusi non mi faccia fare il tuttologo, ho detto se c'è una cosa che detesto è il tuttologo, so che la tutela della laguna è delicatissima, sono secoli che la Serenissima ha una gestione oculatissima e ogni intervento è delicato. E la Serenissima ha sempre fatto in modo di
trattare come il suo bene più prezioso, la laguna. Viene fuori questo articolo a tutta pagina sul Corriere, dove oltre a delle dichiarazioni scritte dentro il corpo dell'articolo viene estrapolata una frase con scritto, con la mia foto, sapete quella, no? Con le foto e sotto le didascalie scritte in grande, virgolettato: il Mose fa parte della normale gestione della difesa di una città fatta sulla melma. Ora, va bene, non voglio usare parolacce, ma va bene essere idioti, no? Ma cioè, io avrei detto che il Mose fa parte della normale gestione della difesa di una città fatta sulla melma. E non solo, questa frase è stata pure sparata, c'era la foto di Cacciari, la mia, con le sue ecco, no? Ora, nel 2006 proprio ci si fisicamente menava, perché c'era proprio l'anno di contrasto, comitatoni, eccetera, eccetera. Ci si menava per la strada in città. Io ero pronto a essere menato, ma per delle cose che avevo detto, no, non per e che pensavo, non per le cose che mi sono fatte dire. All'epoca ho scritto la solita lettera alla redazione dicendo che correggessero, che io non avevo mai dichiarato una cosa simile, che si erano inventati tutto, e in maniera candida pensai che era così, quel giorno non aveva voglia di lavorare. Quando nel 2014 è stato scoperchiato il verminaio, non dico che ho pensato male, non aggiungo altro. Non so, ecco, visto che il Consorzio Venezia Nuova aveva così tanto da elargire, chissà che non abbia elargito anche in certe fonti dell'informazione, per esempio mettere in bocca a dei personaggi cittadini più o meno noti delle cose che non hanno mai e poi mai detto. Io non ci ho dormito veramente, vi giuro, 3 notti quando è uscita quella mia dichiarazione falsa, assolutamente inventata, perché è una cosa, a parte di una idiozia, neanche un bambino di 5 anni può dire che il Mose fa parte della normale gestione di difesa della città. Ma uno scrittore sì. Sì, perché gli scribacchini, gli alfabetieri, gli imbrattacarte possono dire qualunque stronzata, ecco. Quindi ecco, l'intimidazione, ecco, questo tipo, voi giustamente è un altro nodo. Ci sarebbe anche il nodo di salvaguardia e porto, altro decisivo, che no, ecco, certo. Ci sarebbe anche quello, no, naturalmente, ma non possiamo affrontare tutte, ma qui è ben, come dire, viene fuori molto nitidamente di questo libro, è un altro di questi pregi di questo libro. Però, diciamo, ecco, questa parte qui, perché pur con comprensione umana e professionale, dice certo non tutti possono essere eroi, avete scritto qui, ma avete ben messo in evidenza come persino i tecnici, quando hanno portato i dati, sono stati massacrati, zittiti, gli è stato impedito di parlare di fatto, con dei processi che gli hanno chiuso la bocca. Ma io dico solo una cosa, perché visto che hai parlato di Sigfrido Ranucci è stato una vittima di questo sistema, perché in un certo periodo, prima ancora che prendesse in mano il report, gli fu tolto, fu minacciato di togliergli dalla RAI la tutela giudiziaria. E siccome è regolare che chi fa inchieste riceva querele, perché le querele sono facili, vengono fatte da noi, c'è un sistema giudiziario che non prevede la querela avventuristica, per cui viene punito chi fa una querela chiaramente fuori misura. Sì, la lite temeraria c'è anche, temeraria. Quella nel civile, sì. Non esiste, il che significa che chiunque ha il denaro per pagare un avvocato può benissimo querelare qualcuno e tenerlo sulle spine per una ventina d'anni, perché magari si concluderà a favore del querelato, ma per 20 anni c'è qualcuno che deve pagarsi l'avvocato, non tutti se lo possono permettere, e comunque stare sulle spine, sui carboni ardenti, perché non si sa come finirà, perché poi bisogna vedere che magistrato incontra. Se incontra un magistrato a cui sei antipatico, può anche essere che ti finisca male, insomma, non è detto che ti finisca bene. Ma Ranucci per un certo periodo ha dovuto subire questo rischio proprio perché la RAI, per ragioni prevedibilmente politiche, lo aveva minacciato di togliergli la tutela giudiziaria, il che significa che ogni settimana avrebbe ricevuto tonnellate di querele. Quindi
rispondeva sapendo quello che diceva. Purtroppo posso aggiungere una postilla: nell'editoria vedo che si sta diffondendo, non tanto ovviamente sui romanzi ma sui libri d'inchiesta, i contratti in cui gli editori di libri si tutelano dicendo io però attenzione, se vieni querelato, querelata, sono fatti, mentre fino a 10-20 anni fa le case editrici affrontavano, erano parte, diciamo, a fianco dell'autore e autrice che venisse trascinata in tribunale, questa e è si una accollavano spesso le spese di avvocati eccetera. Ma questa è la più forte forma di censura che esista, perché questo significa che la censura è operante e lotta insieme a noi. Cioè, capite? Cioè, da una parte è avere, una cosa è avere un consorzio, un imprenditore, e dall'altro c'è un altro soggetto che è un giornale, un editore che ha una sua potere, mezzi. Nella nuova situazione c'hai un grande potentato, sia esso politico, un'istituzione, un presidente di regione che ti querela, eccetera, o un grande imprenditore, dall'altra adesso hai i cittadini da soli. Il giornalista, l'autore, l'autrice, soli. E si sviluppa proprio la più forte forma di censura, l'autocensura. Cioè, non scrivi o scrivi altro, e quindi ecco che la censura lavora. Scusate, sono le 7. Allora, mi piacerebbe che ci fossero degli interventi da parte del pubblico, cosa che farò subito. Prima però vorrei che Andrea Grandese facesse una comunicazione circa un'iniziativa editoriale che lui sta curando riguardo a questo libro. Andrea, se vuoi dire, è una brevissima comunicazione. Prego, Andrea. Essendo una vittima del conflitto tra la Microsoft e l'Apple, non posso farvelo vedere perché io sono un utente Apple e qui hanno una gestione Windows, di conseguenza devo cercare di esprimerlo a parole. Allora Tiziano Scarpa poco fa ha detto: ma io ho visto, sono sicuro che Di Pietro ha detto quella cosa, quanto mi piacerebbe trovarla. Allora noi abbiamo fatto questo, abbiamo sottolineato alcune di queste parole e gli abbiamo collegato il video di Massimo Cacciari, dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, i siti del consorzio, tutta la documentazione che gli autori hanno raccolto per fare questo libro. Per cui nel momento in cui possiamo permetterci di fare un ebook interattivo, consentiamo al lettore non solo di portarselo in vacanza il libro, ma anche davanti a un computer o un iPad arrivare direttamente e immediatamente al sito dove si trova il documento, che ovviamente non è allegato al libro cartaceo perché altrimenti sarebbero centinaia di pagine. E questo era quello che volevo farvi vedere, però la manualità, la possibilità di farlo stasera non si è verificata, ma il concetto è che l'ebook non è soltanto una cosa che pesa poco, che ci mettiamo in valigia perché dobbiamo andare al mare, no? E allora i libri si rovinano, queste cose qua. L'ebook è uno strumento che diventa una piattaforma per arrivare ai documenti, alle informazioni, alle memorie direttamente da casa, dal computer, dall'iPad, e quindi poter prendere visione, ovviamente entrando nel sito del Mose legato a un determinato momento del libro cartaceo, del libro in ebook. Poi viene spontaneo chiedersi che cosa c'è ancora in quel sito, eccetera, per cui l'interattività, oltre che interna, per cui si trovano le note, i capitoli, i nomi, tutte queste cose qua che sono parte del patrimonio iniziale dell'ebook, è proprio l'interattività, la capacità di interagire con l'esterno. In più poi questo consente, l'ebook, di essere aggiornato. Se è vero che questa è una storia che è ancora in piedi e che non finirà mica tanto presto, è molto probabile che ci siano degli sviluppi. Voi potete immaginare che ogni volta che ci sono degli sviluppi pubblicare un libro ovviamente è un po' impossibile,
però possono essere aggiornati. I lettori che acquistano l'ebook possono rimanere in contatto con la casa editrice per avere la possibilità di avere gli aggiornamenti. Basta, tutto qua. Si va nel sito della Toletta, che è l'editore che ha accettato la proposta di trasformare questo materiale cartaceo e anche complesso, perché molti capitoli, molte schede, molte cose da far interagire, oppure attraverso i canali di vendita su computer, cioè nella rete, i vari da Amazon per i libri fino a IBS in Italia e via di questo passo, insomma. Questo è quanto. Basta. Grazie. Bene. A questo punto gli interventi da parte vostra, se qualcuno vuole parlare. Semplice, i punti in Messina sono stati più bravi perché a gennaio del 2017 per i ponti sullo stretto di Messina sono stati più bravi perché a gennaio del 2017 avevano speso 960 milioni di euro, cioè già quasi 1 miliardo, solo di rendering. Almeno questi qui hanno fatto un po' di cemento. Mi chiamo Angelo Goldman, sono venuto nel 1969 a Venezia per lavorare proprio su questi problemi. Se qualcuno si ricorda, in quel periodo era nato il CNR, che era un laboratorio di ricerca dedicato... Sì, esatto. E c'era lì il centro di calcolo dell'IBM e c'erano altre realtà. Questa è la prima cosa che voglio dire. Adesso queste realtà non ci sono praticamente più. Cioè la ricerca a Venezia, non tanto per l'acqua alta, perché sull'acqua alta diciamo ci sono stati, se si vuole, alcuni passi avanti, compreso questo del Mose in qualche modo. Mi ricordo quando Vazzoler fondò il Centro per la Previsione delle Maree, che allora non c'era. E adesso c'è il Mose che finirà, funzionerà, non funzionerà. A me non meraviglia, diciamo, si parlava del ponte di Messina, ma io mi ricordo in Sicilia un ponte che è crollato prima dell'inaugurazione, per dirne una. Lì siamo addirittura al di là, non è il ponte di Genova, della mia Genova, che è crollato dopo tanti anni, prima di un'inaugurazione. Allora, il vero problema, non mi meraviglia la corruzione in Italia, ahimè. E teniamo presente che il Mose, quando sarà finito, poi ci sarà da gestire un 100 milioni all'anno per la manutenzione. Credo che forse i veneziani e anche gli altri dovrebbero tenere gli occhi aperti. Ci sarà un concorso internazionale per gestire, o ci sarà qualcun altro a cui sarà assegnato, come nel caso del Consorzio Venezia Nuova, la gestione di tutto, e allora, come dire, ci parliamo addosso? Stiamo scherzando? Io mi ricordo, perché l'ho votato anch'io, l'ordine del giorno di Stefano Boato. Ma cosa volete in Italia che conti un ordine del giorno di un consiglio comunale? Di fronte al potere che aveva il consorzio e le entrature che aveva nel governo, perché Prodi l'ha approvato, Berlusconi l'ha approvato, tutti l'hanno approvato quel progetto. Quindi quello che oggi mi preoccupa, non tanto sul discorso acqua alta, ma sul discorso laguna, perché anche la laguna è cambiata con la creazione del Mose, è che in questa città non si fa più ricerca idraulica, perché la laguna sta cambiando e la ricerca, tra l'altro, che darebbe dei posti di lavoro ai giovani scienziati e che, come dire, farebbe abbassare l'età media degli abitanti di questa città, ecco, è importantissima per il futuro, è importantissima. E tra l'altro tutto il mondo ci invidia questa laguna e anche dal punto di vista scientifico sarebbe di un'importanza unica ricreare e potenziare questi centri di ricerca sull'idraulica lagunare. Grazie. Grazie, brevemente. Sono Cristiano Gasparetto. In qualche misura ho partecipato a tutta, come molti altri, alla vicenda del Mose.
Io ritengo che questa iniziativa, questa presentazione, questo libro sia molto importante, ma proprio per quello che diceva sia Benzoni che Scaglione prima, io credo che c'è anche qui un rischio. Hanno detto, giustamente, che le cose continuano nella stessa identica maniera. Allora, siccome la storia continua, il Mose non è finito, la laguna è in difficoltà enorme, tutto quello che verrà da adesso in poi o cambia registro radicalmente, e per cambiare registro bisogna che quello che non c'è stato in maniera sufficiente prima, una consapevolezza forte in città, e quindi va bene tutte le iniziative, per bloccare, perché in questo momento hanno pensato di continuarlo senza fare quelle due banali operazioni che dicevano tecnici, Vielmo e quant'altro, che era quello di verificare il problema della risonanza, per esempio, il problema della salvaguardia della laguna, la compensazione che ha permesso di uscire dall'accusa dell'Europa. Io e molti altri siamo andati in Europa per contestare il Mose e abbiamo ottenuto che in qualche misura non veniva fermato, ma dovevamo fare delle opere compensative. Si è formato un consorzio, un istituto, il Corila, che invece ha pensato che la laguna è già completamente andata e che quindi bisogna continuare con un meccanismo di opere di alta tecnologia. Invece noi pensiamo che il problema della laguna è totalmente aperto e in questo momento va rilanciato. Quindi questi sono gli elementi che in qualche misura garantiscono di tentare di uscire dal modello Mose. Giorgio parlava di questo della bretella all'aeroporto, ma qui siamo ancora più vicini, è la laguna. Io sono l'ingegner Giovanni Cecconi e sono un tecnico che non ha fatto molta fortuna nel Mose, anche se ho lavorato per 30 anni al Mose come coordinatore di studi e ricerche, ripensandoci perché ero poco affidabile, e questa è stata forse la mia fortuna. Allora, quello che io voglio dirvi è di sospendere per un attimo l'ira e la giusta indignazione per la corruzione che c'è stata, impensabile, la corruzione delle norme. Quindi immaginate come un funzionario del magistrato alle acque poteva sollevare dei dubbi sul costo delle opere o sulle soluzioni adattate quando il suo presidente era corrotto. Io credo che sia questa una cosa fondamentale. Ma sospendiamo per un attimo questo giudizio storico e morale e poniamoci l'altra questione. Qual è il futuro di Venezia? Che Venezia vogliamo nel prossimo secolo, nei prossimi 15-20 anni? Perché non ci sono venti favorevoli per chi non sa dove andare. Qui trovate alcune mie riflessioni che elogiano questo libro per il valore storico che ha avuto e di riflessione, ma ho aggiunto altre considerazioni perché di chi è Venezia? Siamo rimasti 54.000, età media 70 anni, 75 anni. Allora, se non c'è una trasformazione in cui il visitatore diventa cittadino equivalente, se non la condividiamo questa città in maniera essenziale, non avremo alcun vento favorevole. Potremo solo cullarci sul fatto che noi l'avevamo detto, che c'era una corruzione, che noi siamo puri ma che gli altri erano corrotti, perché questo è successo. Ma ricriminare è utile, guardare lo specchietto retrovisore è utile per i nostri figli? Ecco, questa è la riflessione. Chi vuol saperne di più guarda qui e viene in gita al 26-27 in cui affrontiamo questi problemi. Allora, permettetemi di chiudere questa simpatica e interessante riunione citando uno dei più grandi idraulici che ho avuto alla Serenissima, il Sabbadino, metà del Cinquecento. Siccome un altro grande idraulico del tempo, il Vise Cornaro, aveva proposto di cingere Venezia di mura e di chiudere le bocche di porto, allora non si chiamavano così, e di fare della laguna un mare chiuso, il Sabbadino rispose ironicamente: bisogna
che con l'arte si dia aiuto alla natura. E questo è il grande insegnamento che ci viene dalla Serenissima, dai suoi grandi idraulici. Tenete presente che la scienza idraulica è nata qui, nel XVI secolo, in questa città, e siamo arrivati al punto in cui ci troviamo. Buonasera a tutti.